parliamo direttamente con un artigiano che ci racconta un po' come sta reinterpretando una cosa che nasce come hobby, giusto Giampaolo? Grazie Lucio, benvenuti. Mi metto di qua. Come anticipato io vi parlerò delle mie Animas de Sardinia, la mia startup, di come innovazione e tradizione possano insieme in qualche modo diventare un elemento di interesse per il turismo culturale e non solo. Io mi chiamo Giampaolo Marras, appartengo a una famiglia che da generazioni fa maschere tradizionali per il carnevale del centro Sardegna, appunto di Ottana, quelle maschere che indossiamo. In realtà non c'è mai stata la professione di mascheraio a Ottana come altrove in Sardegna. Ognuno è sempre stato nelle condizioni quasi di realizzare la propria maschera. Poi ogni epoca ha avuto chi si è distinto, magari per bravura, per fantasia, per intagli. Dal 1800 in poi la cosa curiosa è che dei più bravi abbiamo anche nomi, cognomi e soprannomi. Uno molto, molto simpatico, il fatto che si dilettava a intagliare talmente tanto le maschere che arrivava alle corna, e il suo soprannome è Ziu Pintagorros, cioè intagliacorna, gli è rimasto il soprannome. Guardate, queste sono maschere dei primi del Novecento, bellissime ma soprattutto commoventi. Si spaccavano, venivano legate e tenute insieme da pezzi di cuoio con dei chiodini piccolissimi. Gli esempi di maschere immediatamente successive sono un po' più dettagliate, un po' più rifinite. Gli intagli sono sicuramente più curati, qualche timido colore ci anticipa che stiamo arrivando verso le maschere che conosciamo oggi, insomma un po' molto più rifinite. Queste sono maschere degli anni 60, quella con le corna è fatta coi disegni di mio nonno, è una delle prime che ha fatto mio papà nel 1966. Quella è una maschera che ancora io ho in casa ed è quella che ho utilizzato fino a quando avevo 5 anni praticamente, ogni carnevale. E l'altra è dello stesso periodo. Qui siamo sempre maschere fatte da mio papà negli anni che vanno dal 72 a 77, più o meno, 1977, e ve le faccio vedere per farvi vedere di come la maschera ha avuto una certa evoluzione, di come gli intagli siano sempre stati più curati venendo a noi. E poi arrivo io. Io per circa 30 anni, come diceva Lucio, ho fatto altro. Ho fatto maschere in quell'arco di tempo solo al fine di mantenere una tradizione e di tramandarla, una tradizione familiare, per cui io l'ho considerato sempre come un passatempo senza nessun impegno. Questi sono alcuni particolari delle maschere che ho fatto qualche mese fa. Il legno è il legno di Pero, non sono fotografie ritoccate, sono colori veri. Questi sono degli intagli. Cerco di utilizzare le design e anche motivi e contenuti tradizionali, poi le ho in qualche modo elaborate, perché vorrei far passare il concetto che le maschere sono vive, sempre, sia quelle che indossiamo, come lì è il caso, credo a Venezia, sia quelle che vengono appese, e in questo appese nei muri magari di chissà quale parete, lontanissimi da casa. E in questo mi sono anche divertito a fare anche qualche esperimento, insomma, qualche maschera di animale con delle sembianze umane, un caminetto dal volto umano, e poi ho provato anche a avere delle contaminazioni sul colore, per esempio, per cui qui ho utilizzato le tempere ad olio. Lo slogan per portarvi idealmente dentro il mio atelier è chiaro: ogni maschera ha un nome e cognome,
e ogni maschera è diversa dall'altra. E vi faccio vedere un po', invece, entrando un po' nel dettaglio di innovazione e tradizione, la prima delle innovazioni, sono sostanzialmente 2 o 3, insomma, quelle che io chiamo innovazioni emotive. La maschera intanto, dopo che viene finita, viene catalogata in un database col consenso del proprietario, anche a garanzia della proprietà. Metto i dati dell'acquirente, per cui in qualche modo c'è una tracciatura della maschera legata al primo proprietario. Dopo c'è anche una fase, e qui inizia il percorso digitale della maschera, all'interno della maschera un adesivo, un microchip. A quel punto con una app la maschera si racconta. Inizia il percorso digitale, ma sarebbe riduttivo dire che la maschera, prima ho detto le maschere sono vive, adesso le maschere sono vive, le maschere parlano. La maschera si racconta tramite un collegamento ipertestuale ad un sito. Stiamo lavorando anche su un vocale in diverse lingue, ma soprattutto la maschera racconta il territorio. Sarebbe triste slegare la maschera dal territorio, per cui in questo percorso la maschera racconta se stessa, ma parla del territorio perché è frutto di quel territorio. La seconda innovazione invece riguarda la produzione. Sempre più spesso la tendenza ormai del mercato va incontro a una personalizzazione dell'oggetto. E infatti sempre più spesso vengono delle persone che mi dicono: mi fai la maschera col mio volto? Mi fai la maschera di uno che è famoso, qui è la prova di Stanlio, oppure mi fai una cosa di un oggetto particolare. Ecco, e qui secondo elemento di innovazione che è parallelo, non sovrasta la tradizione perché è un qualcosa di nuovo, e qui mi faccio aiutare dalla scultura digitale tramite il software e poi tramite le macchine CNC. Prima ho utilizzato il termine frutto del territorio. Il territorio offre tanto. Non avrei avuto questa intuizione, per farla breve, in questo modo e in questi tempi, se a Nuoro non ci fosse stato un Fab Lab. Qui ho visto prima Alessandro, ma anche Agostino, insomma, è un'idea lungimirante. Io invito chiunque ad andare a vedere il Fab Lab di Nuoro, perché sicuramente trarrete giovamento e trarrete stimoli che aiutano. E questa, diciamo, è la seconda attività, la seconda innovazione. La terza, cosa posso fare per coinvolgere nel territorio il turista? La mia idea è quella di passare da un turismo esperienziale, come si era detto prima, ad un turismo emozionale, cioè coinvolgere il più possibile il turista che magari voglia ritagliarsi 1 o più giorni nell'interno, portarlo nel mio laboratorio, dove ho delle stanze dove posso fare, passatemi il termine, la parte teorica, dove parlo del territorio, parlo del carnevale, delle origini e delle maschere, e poi nella parte pratica chiunque può iniziare a scolpirsi la maschera, se la può anche portare a casa. Dopodiché, per quanto possa essere un progetto innovativo, entusiasmante, bello, simpatico, eccetera, mi accorgo che comunque manca qualcosa. La vera scommessa è inserire questa attività e intrecciarla, usando il tema di oggi, ad altre, perché è il territorio che deve sostenere questa iniziativa, e questa iniziativa deve parlare del territorio e dei territori, altrimenti, per quanto bello sia il successo personale, insomma, non si cresce insieme, non si cresce. L'idea è quella di, appunto, rafforzare il dualismo iniziativa-territorio, semplificando un concetto molto semplice. Forse abbiamo una visione troppo farraginosa anche dell'isola, anche dal punto di vista geografico. Io da Ottana
sono a mezz'ora dalla neve di Fonni e a un'ora dal mare di Olbia. Posso fare l'isola in lungo in un paio d'ore e in mezzo c'è natura, archeologia, storia, musei, cibo, laboratori artigianali, insomma c'è di tutto. Per cui il concetto e la mia scommessa sarà mettere in rete e mettermi in rete in un percorso che comprenda il territorio e più territori. La domanda, ma forse il sentimento che a 50 anni mi ha fatto, no, quasi 50 anni, mi ha fatto cambiare mestiere, cambiare vita, è una sola. Cosa voglio trasmettere a chi compra una mia maschera? Forse fino a 10-15 anni fa bastava un'emozione, oggi non basta più, bisogna dare molto di più di una semplice emozione. Questo territorio e tutta l'isola ha delle emozioni, ha dei frutti e vorrei che magari la maschera fosse un veicolo di promozione. A proposito di frutti ed emozione, questi sono i miei Andrea e Jaime, i miei figli, che inconsapevolmente guardano le maschere e avviano la quarta generazione di maschere vive nella mia famiglia. E con questo chiudo. Grazie.